Consueto appuntamento di inizio anno con Veneto Agricoltura e il suo trittico vitivinicolo, un momento di riflessione sui dati della vendemmia 2025. Ne abbiamo parlato con il nuovo assessore regionale all'agricoltura Dario Bond, con il nuovo direttore di Veneto Agricoltura Federico Caner e con la responsabile della comunicazione di Veneto Agricoltura Alessandra Liviero. Andiamo a sentire cosa hanno detto ai nostri microfoni. È un settore trainante, pensate 8 miliardi e mezzo di agroalimentare nel Veneto, quasi metà è legata al vino e di quel vino la grande parte lo fa il Prosecco con i suoi consorzi. Il mercato italiano è un po' saturo, bisogna cominciare anche a fare un ragionamento di consumi, di prodotti anche alternativi. Un po' tutta la questione dell'alcol deve essere tenuta in grande considerazione, però noi comunque abbiamo delle prospettive molto molto lusinghiere. Mi preoccupa, lo dico, anche in una giornata un po' uggiosa come questa, il mondo del latte, di trasformati e soprattutto i grandi seminativi. Io, guardate, mi sono fermato solamente il giorno di Natale, gli altri giorni ho girato anche conoscendo le aziende e su alcune aziende e su alcuni comparti ho trovato grande preoccupazione. I grandi seminativi, se si fa una patta forse è un miracolo. Adesso speriamo con l'abbassamento del prezzo di fertilizzanti di avere una sorta di motivo di guadagnare qualcosa all'ettaro, ma la vedo tanto dura. E poi c'è tutto il discorso delle avversità e del clima che condiziona in maniera fortissima i risultati di questo comparto. Direi che tutto sommato il mondo del vino procede in maniera positiva sia in termini quantitativi che qualitativi. Oggi parleremo anche del valore delle esportazioni che nei primi 3 trimestri del 2025 sono stati molto positivi, 2 miliardi e 16 circa, quindi una crescita dello 0,5. Ora attendiamo l'esito dell'ultimo trimestre, che probabilmente una leggera frenata ci sarà stata legata al tema dei dazi che purtroppo sono stati inseriti in questo periodo. È anche vero che siamo alla vigilia di un accordo molto importante legato al Mercosur, che darà proprio per il settore vitivinicolo e non solo qualche altro settore agricolo delle grandi opportunità, perché potremo finalmente esportare in quei paesi senza dazi o con dazi minimi, e questo sicuramente sarà positivo per questo settore. Poi ci saranno purtroppo altri settori dell'agricoltura che invece dovranno coesistere con questa competitività a volte anche eccessiva di quei mercati, perché insomma sappiamo che loro utilizzano alcuni agrofarmaci, fitofarmaci, nel settore della carne anche ormoni che in Europa sono vietati, e quindi questo è oggetto di discussione. Però devo dire che il governo italiano in sede europea ha lavorato molto bene per far sì che ci siano delle clausole di salvaguardia molto importanti che tutelano la sicurezza in primis del consumatore e poi anche la competitività delle nostre aziende. Il 2025 ha visto un incremento della produzione del 7% in termini di produzione di uve. Siamo a circa poco meno di 15 milioni di quintali di uva, ovviamente sempre 75% uva bacca bianca, 25% uva bacca nera. E produzione quindi buona, molto buona, e quantitativi di tutto rispetto, e anche se appunto le imprese viticole hanno dovuto affrontare notevoli problemi dal punto di vista fitosanitario, però come sempre la bravitù dei nostri imprenditori si vede appunto nei quantitativi di produzione in costante incremento. Criticità importanti quali sono state? Criticità importante la peronospora quest'anno per quanto riguarda appunto gli aspetti fitosanitari dovuti all'umidità all'elevata umidità che abbiamo avuto nei periodi estivi, e tutto sommato si è riuscito comunque appunto a gestirla bene.